Ancora solo femmine, questa volta di 4 anni sulla distanza dei 1660 metri. Family di Casei, Fatima Adaghi, Furia dei Venti, Franca Adaghi, Fantasy Black, Fiordalisa Blu. I favori sono in chiusura per Fantasy Black su Furia dei Venti, vicine comunque le due quote, con Franca Adaghi come terza incomodo. L'errore di Fantasy Black, mentre lottano Fatima Daghi e Furia dei Venti, che passa a condurre in breve. All'esterno rimane invece Franca Daghi. Si è rimessa lontana Fantasy Black a una cinquantina di metri dalla testa. E continua ad andare via di lena Furia dei Venti, che completa i primi 200 metri in 14,7. Franca Davi non trova posizione alla corda per l'inserimento di Family di Casei, che è terza dietro a Fatima Daghi, e così se ne vanno i 400 iniziali abbastanza svelti sul piede dell'1,15, 30 netto per Furia dei Venti, Fatima Daghi in scia, poi Family di Casei, Franca Daghi all'esterno, con in schiena Fantasy Black che si è ricongiunta, ma a prezzo di una notevole spesa, visto i metri lasciati in partenza. Chiude il gruppetto Fiordalisa Blu 600 in 45,8. Furia dei Venti continua a comandare la gara nei confronti di Fatima Daghi, all'esterno Franca Daghi, poi Fantasy Black. Alla corda c'è sempre Family di Casei che lascia in coda Fiordalisa Blu, 800 metri in 1,1. Dopo un primo quarto in 30, Roberto Vecchione ha fatto seguire un secondo in 31 e il chilometro se ne va via in 1,16,2 con un 15,2 di parziale. Prova ancora a venire via Fantasy Black in terza ruota, ma ovviamente si scontra contro la velocità della battistrada, che arriva ai 400 metri conclusivi con un 15 secco, lasciando più indietro anche Fatima Daghi, poi Family di Casei. Non riesce a progredire Fantasy Black, e così sul finire della piegata si stacca in avanti Furia dei Venti, guadagna vantaggio, e inseguita sempre da Fatima Daghi. Ultime battute di gara con Furia dei Venti che vince facile. Il secondo posto sul palo è per Family di Casei, mentre al terzo chiude probabilmente Fiordalisa Blu, piegando Fatima Daghi, 1,16 netto. Il ragguaglio conclusivo 39 a chiudere Furia dei Venti e Roberto Vecchione a segno in percorso di testa. Andrea Vitaliano al training per conto della Scuderia Lucia. Rivediamo le battute finali. Primo posto per Furia dei Venti, Roberto Vecchione.